Ma secondo voi oggi perché non possiamo più portare amici, figli o parenti sul camion? Nemmeno per fargli vedere com'è il nostro lavoro. Se ti interessa il mondo del camion, sei un camionista o vuoi diventarlo, seguimi e guarda questo video fino alla fine. Una volta era normale, i figli salivano in cabina con i padri e si facevano i viaggi insieme. Tantissimi ragazzi nati tra gli anni 70 e gli anni 80 sono diventati camionisti proprio perché salivano a bordo di camion con i loro genitori. Era così che si trasmetteva la passione. Oggi invece tutto questo non è più possibile. Se un ragazzo vuole salire sul camion per vedere com'è la vita a bordo, non può. Tra leggi, assicurazioni e responsabilità lo vietano. L'unica eccezione è quando il padre ha la sua azienda. Allora magari riesce a fare salire suo figlio per qualche giro, ma anche lì non sarebbe del tutto regolare, perché per legge serve l'assunzione. Risultato? I giovani non vivono più l'esperienza, non vedono la realtà del lavoro e così è difficile che rinasca la passione. Io penso che bisognerebbe trovare una soluzione, magari una normativa che permetta al figlio, a un parente o a un amico di salire sul camion come passeggero. Sì, qua ho le squasse io, che tradotto in veneto sarebbe immondizie. Ritornando seri, intendo come passeggero per stare via in giornata o al massimo una notte fuori e per cercare di fare tutto in regola creare una specie, non so, di certificazione o un'assicurazione che copra la presenza a bordo. Non è difficile e ovviamente andrebbe studiata per evitare i furbetti. Questa era la mia opinione, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!